Nicolo Seveljevic. E oggi era importante riuscire ad arrivare a punteggio pieno e soprattutto tu sei tornato tra i protagonisti della partita. Come ti è sembrato tornare in campo? Beh, sicuramente è stata una bella esperienza tornare dopo un periodo di stop e trovarsi così bene comunque col gruppo in campo. Sono contento e sicuramente era una partita dove bisognava portare a casa il risultato, anche vista come è andata l'andata e comunque per la situazione in classifica. Sicuramente non mi sono espresso magari al massimo del mio potenziale, però per me era importante riuscire a stare in campo e provare a fare una buona partita. Ecco, è sembrato durante la partita che tentaste di scappare, però loro riuscivano sempre a fare quel break per riprenderli. Siete stati forse bravi a fare i punti decisivi alla fine del set? Sì, secondo me all'andata siamo stati molto bravi a dare il ritmo al primo set, però ci siamo un po' persi, soprattutto quando loro hanno abbassato il ritmo e la partita è diventata lenta, non siamo più riusciti a venire fuori. Invece qua al ritorno, secondo me, forse non siamo partiti molto aggressivi, però siamo stati lucidi nei punti finali a gestire meglio la palla che contava e portare a casa il set. Magari non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, però li abbiamo tenuti sotto nei momenti finali. Per sabato prossimo contro Bolzano, questa può essere un'aggiunta di fiducia per voi? Certo, a Bolzano diventa un viatico molto importante, per noi alla fine è fondamentale riuscire a portare a casa un buon risultato e comunque è importante anche esprimere un buon livello di gioco, visto che la partita sarà su ritmi molto alti. Io per esperienza sono già stato a Bolzano e il campo non è per niente facile, però non è altro che una motivazione in più per provare a fare punti nel loro fortino e dare una svolta magari anche alla classifica per le partite finali e avere più tranquillità. Se dovessi giudicare la stagione fino a qua personalmente per te, come la definiresti? Beh, sicuramente è una stagione per me un po' nuova. È il mio secondo anno a Motta e comunque sono contento del percorso di crescita che sto affrontando. Sicuramente è una stagione intensa perché il numero di allenamenti è elevato e i nostri allenatori sono spesso a disposizione anche la mattina, quindi il percorso di crescita continua. Chiaramente dal punto di vista personale ho avuto secondo me una buona partenza, poi comunque magari anche vista la mia giovane età ho avuto qualche problema, però l'importante è essere sempre disponibile e propositivo verso la squadra, poi la stagione si valuta alla fine. Comunque sono molto contento di aver fatto parte di questo gruppo e di avere la possibilità di giocarci un buon finale di campionato.